Buongiorno, buongiorno da Spiazzo, giornata numero 19 del Palermo qui in ritiro in Trentino, secondo giorno per la formazione di Eugenio Corini sul terreno di gioco di Spiazzo. Ricordiamo che giorno 30 ci sarà l'ultimo giorno, almeno per la mattina, della formazione rosanero qui sul terreno di gioco appunto di Spiazzo, e poi ci sarà l'amichevole contro il Legnago e infine il passaggio a Pinzolo per la conclusione del ritiro. Buongiorno a chi ci sta seguendo in questo momento in live, giornata abbastanza blanda, giornata abbastanza serena, almeno apparentemente, qui da Pinzolo. Scusate, ma nel frattempo stavo giusto facendo un po' di flusso di presenze in live, visto che comunque sono le 11:15, sicuramente c'è chi è in ferie, c'è chi sta ancora lavorando prima delle tanto attese e tanto sospirate ferie. Alle mie spalle il campo di Spiazzo è vuoto, si è svuotato pochi minuti fa perché il Palermo ha completato giusto pochi minuti fa la prima delle due sedute di allenamento previste questa mattina in quel appunto di Spiazzo, un terreno di gioco che non è apparso in condizioni perfette, a dire la verità, soprattutto nella parte immediatamente alle mie spalle, ovvero sia della porta, diciamo lato zona stampa, lato palestra, per così dire. Ricordo che il Palermo ha in dotazione per questi giorni la palestra e la piscina praticamente alle spalle del campo, non deve letteralmente muoversi appunto dalla struttura qui presente a Spiazzo. Proprio in questo senso oggi c'è stata un'alternanza tra giocatori in campo e giocatori appunto che hanno lavorato a parte. In primis sono scesi in campo i difensori senza i portieri, quindi i giocatori del reparto difensivo che hanno effettuato più che altro lavoro di uno contro uno, senza e con palla, in cui appunto i difensori si sono alternati prima nel ruolo dell'attaccante e poi nel ruolo del difendente. E la notizia più importante in questo senso, in questa prima parte di allenamento, riguarda sicuramente Alessio Buttaro. Avrete sicuramente visto la foto che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook. Alessio Buttaro è tornato a lavorare con il resto del gruppo, pedina fondamentale per Eugenio Corini, intanto a livello numerico, visto che nel frattempo si è fermato ancora una volta Peppe Aurelio, e poi anche dal punto di vista proprio squisitamente tecnico, visto che comunque Buttaro è uno di quei giocatori che quest'anno potrebbe fare bene. Dunque Buttaro è tornato ad allenarsi in gruppo, l'abbiamo visto anche con un bello smalto, anche nella storia che questa mattina il Palermo ha pubblicato sui suoi profili social, a lavorare in palestra oltre che in campo, mentre passa alle spalle della nostra inquadratura anche una piccola scolaresca. Del resto anche periodo di gite, siamo a fine luglio, siamo al 27 di luglio, ci sta che delle piccole scolaresche del posto. Tra le altre cose, questo è una specie di polisportiva molto carina, c'è un campo di beach volley, c'è il minigolf, c'è il tavolo a ping pong, insomma ce n'è per divertirsi e ce n'è anche per distrarsi, anche per chi viene semplicemente nelle vesti di avventore ad assistere agli allenamenti. Ieri ne abbiamo visti alcuni, stamattina qualche altro tifoso, tutti intrattenuti da Dario Mirri, col quale anche abbiamo scambiato un paio di battute questa mattina, come sempre molto disponibile il presidente rosanero. Tornando all'allenamento, tornando a come si è svolto l'allenamento, poi sono scesi in campo centrocampisti e attaccanti, questa volta coadiuvati dai portieri, anche se negli esercizi svolti agli ordini di Eugenio Corini c'è stato bisogno della presenza di Giovanni Grotta, non volevo ovviamente, di Manfredi Nespola, terzo portiere. Sono svarioni che capitano purtroppo sempre più di frequente, la fatica si sente, lo striscione dell'arrivo ormai vicino. Dicevo, Manfredi Nespola che è andato a lavorare insieme ai componenti dello staff di Eugenio Corini in qualità di possessori del pallone sui quali doveva andare in aggressione diciamo, la componente dei centrocampisti e degli attaccanti. L'intenzione di Corini era ovviamente quella di continuare a lavorare sulla fase di non possesso, in particolare sulla fase di aggressione e di recupero palla, esercizi che hanno dato anche degli stimoli, perché chiaramente ci sono quelle sfidette interne, in questo caso tra giocatori con la maglia nera e giocatori con la casacca, e tra i pali Sebastiano De Planche, il quale
ha un po' ricevuto il tifo di entrambi, sia dei giocatori con la maglia nera sia dei giocatori con la casacca. Dopodiché sessione di tiri a gioco fermo, conclusioni sul rigore, conclusioni su calcio piazzato. Abbiamo visto anche oggi un Roberto Insigne particolarmente ispirato. Sembra che il fantasista campano, il fratellone di Lorenzo Insigne, sia sempre più sul pezzo, stia acquisendo sempre più fiducia e sempre più dimestichezza con i compagni di squadra e anche con gli schemi di Eugenio Corini, ma questo lo potremo testare soltanto tra 3 giorni, quando il Palermo scenderà in campo contro il Legnago per la quarta e penultima amichevole di questo ritiro precampionato. In tal senso, a proposito di rapporti squadra stampa, ricordo che oggi a partire dalle 13 ci sarà la conferenza stampa, la prima qui a Spiazzo e Pinzolo, con Ivan Marconi protagonista. Ivan Marconi protagonista nelle 3 amichevoli, ha giocato sempre da titolare e tra le altre cose è un giocatore che è stato anche nominato in chiave mercato, ed è qui che usciamo dall'argomento campo e passiamo appunto all'argomento mercato, perché c'è da parlare di alcune situazioni che abbiamo raccontato anche su un articolo a firma Aldo Sessa pubblicato qualche minuto fa sul nostro sito www.sportisili.it, perché non mancano ovviamente le voci di mercato anche in uscita. Si è parlato tanto in entrata, si continuerà a parlare in entrata e probabilmente lo si continuerà a fare fino al 31 agosto, giorno della deadline, giorno della scadenza della sessione estiva di mercato. A maggior ragione dopo le notizie che sono arrivate ieri dal campo con l'infortunio a Leonardo Mancuso, per il quale si è parlato di trauma distorsivo alla caviglia. Non si sa ancora quanto grave, soprattutto non si sa ancora di conseguenza a quanto ammonteranno i tempi di recupero, ma sicuramente l'ex giocatore di Empoli, Monza e Como non dovrebbe scendere più in campo fino alla fine del ritiro qui in Trentino. Potrebbe trovare il campo a Torretta ad agosto, ma questo dipenderà per l'appunto dai tempi di recupero che verranno stabiliti e poi in un secondo momento annunciati dall'ufficio stampa del Palermo. Quindi calciomercato in primis in uscita, come abbiamo scritto questa mattina nell'articolo a cui facevo riferimento poc'anzi. È un Palermo che sta cercando di allentare la rosa. In questo momento sotto contratto ci sono 34 giocatori, solo in 25 andranno in lista e soprattutto tanti giocatori over dovranno liberare appunto l'elenco. Sicuramente 9 di questi non finiranno in elenco, il più possibile il Palermo cercherà di venderne. Per il momento sono 4, forse 5 i giocatori che hanno proposte concrete in arrivo. Si parte da quelli qui presenti in ritiro, ovvero sia ovviamente Samuele Damiani e Jeremy Bro, i quali sono tornati entrambi nel mirino della Triestina, formazione particolarmente ambiziosa che gioca nel campionato di Serie C e che quest'anno, dopo l'annata diciamo di transizione dello scorso campionato, cercherà di fare qualcosa in più e vuole affidarsi a quello che è diciamo lo zoccolo duro della second unit del centrocampo del Palermo, potremmo dire così, perché alle spalle di Segre, Saric e Stulac Stulaz, scusate, ci sono chiaramente Damiani Bro e anche ovviamente Claudio Gomes, il quale reduce dal grosso problema, per fortuna senza troppe conseguenze, dell'amichevole contro il Bologna, ma in questi giorni, soprattutto nei primi 2 giorni qui a Spiazzo, Corini ha dimostrato di puntare forte sulle Ostulaz e quindi potrebbe scendere nelle gerarchie Claudio Gomes e di conseguenza comunque entrambi, sia Damiani che Bro, probabilmente uno dei due, sicuramente uno dei due, scusate, più probabilmente entrambi, dovrebbero lasciare il Palermo. Su entrambi c'è l'interesse appunto della Triestina, ma attenzione anche ad altre squadre di serie C che potrebbero puntare su questi giocatori. Rispondo alle prime domande che ci stanno arrivando. Intanto Andrea Randazzo che ci dice: ciao ragazzi, è confermato che dopo il 4 agosto la squadra si allenerà a Torretta. Non c'è una conferma ufficiale o quantomeno messa per iscritto, in particolare tramite comunicati da parte del Palermo, ma sicuramente anche in base a quanto detto da Mirri nel capannello effettuato ieri prima dell'allenamento pomeridiano, rispondo di conseguenza anche a Leonardo e Giovanna Donato, che saluto. Molto probabilmente il Palermo, dopo
quei giorni, 1 forse 2 giorni di riposo e di riambientamento nel clima di Palermo, naturalmente il Palermo dovrebbe tornare a Torretta, intanto per preparare il primo impegno ufficiale, che è quello del 12 agosto, contro il Cagliari in trasferta per il debutto in Coppa Italia, e si spera che il Palermo faccia anche un piccolo passettino in più rispetto a quanto fatto l'anno scorso. Ricordiamo che i rosa lo scorso anno passarono nel turno preliminare contro la Reggiana, salvo poi perdere contro il Torino. Era una squadra ancora con il cartello dei lavori in corso ben in vista, allenata tra l'altro da Stefano Di Benedetto, tecnico di grande livello che sta riprendendo la preparazione con la formazione primavera, che parteciperà al campionato di Primavera 2. Tornando al mercato, e poi passo anche alla domanda di Roberto Affronti, che è un altro tema caldo di queste ultime ore. Ci sono proposte anche per Peppe Fella e per Silipo. Silipo che è finito in una specie di baraonda, visto che aveva delle proposte che ha rifiutato. Lui nel frattempo attendeva una proposta, un'offerta dalla Turris, squadra del girone C di Serie C, che ha risolto i suoi problemi e che si è regolarmente iscritta al campionato. Alla fine però la Turris ha optato per altri giocatori e quindi si è chiusa questa finestra per lui. Da seguire con attenzione l'Audace Cerignola, che è una squadra che lo vorrebbe tra le sue fila, ma occhio anche al Brindisi, che è squadra particolarmente ambiziosa, che è tornata in Serie C nella scorsa stagione. Tra l'altro ha giocato anche contro il Catania nella pool scudetto, perdendo sul proprio terreno di gioco per 2-1. E attenzione anche a Peppe Fella in questo senso, perché il Brindisi vorrebbe anche l'attaccante dei rosa, ex Avellino e Monopoli, ma c'è anche l'interessamento, il forte interessamento del Taranto, che è notizia delle ultime ore. Quindi già queste eventuali 4 trattative in uscita, unite alle altre che dovrebbero essere portate avanti dal Palermo, sicuramente daranno delle risposte in più. Andrea Randazzo ci dice: Stulaz se sta bene fuori categoria. Io personalmente sono molto d'accordo, mi svesto dai panni di direttore, dai panni di corrispondente qui dal ritiro, ti parlo da appassionato di calcio. Per me Leo Stulaz è un giocatore che, se sta bene, deve giocare, deve condurre la cabina di regia, il centrocampo del Palermo in questo caso, e noi credo che siamo fortunati ad averlo. Mercato in entrata, sempre i soliti nomi alla fine. Corrado o Di Chiara per la fascia sinistra e la difesa, con Frabotto un po' più sulle retrovie rispetto alle ultime ore, qualcosa è cambiato. Per l'attacco Rivas o D'Andrea, con D'Andrea in realtà più sulle retrovie. Veniamo all'altro tema, che è quello dello stadio, perché è notizia di ieri sera, quella per cui il comune di Palermo ha riportato il canone, l'ammontare del canone per la gestione dello stadio Renzo Barbera a quella che era la valutazione pre-Covid, ovvero sia il doppio di quello che attualmente il Palermo ha pagato negli ultimi anni, soprattutto dal 2020-2021 in poi. Una notizia che ha scatenato non poche polemiche, soprattutto se consideriamo quella che è stata la gestione dell'impianto da parte dell'amministrazione comunale, prima sotto Leoluca Orlando e ora sotto Roberto Lagalla, i due sindaci che si sono avvicendati proprio in questi mesi. A breve scadrà scadrà il primo anno di amministrazione Lagalla. Lo stadio è sempre stato un tema caldo, è sempre stato un tema particolarmente importante, e oggi più che mai, in cui si parla proprio di canone, di affitto e di prezzi che aumentano per il Palermo, monta la rabbia tra i tifosi, i quali comunque sanno bene che un anno e mezzo fa la nazionale ha giocato in un Barbera in condizioni non esattamente all'altezza di quello che era l'impegno, ma adesso più che mai non all'altezza di quello che è un progetto come quello del Palermo targato City Football Group. E non è un mistero che la società, che l'amministrazione di marca City Football Group stia pensando più al diritto di superficie, che è qualcosa di molto complicato da ottenere, ma che il City Football Group, scusate, punterà a ottenere, piuttosto che la gestione per come è adesso dello stadio. Sicuramente la notizia scusate, dell'aumento del canone non sarà stata presa bene, per carità, era previsto. Alcuni amministratori comunali hanno detto che, essendo finita l'emergenza Covid, era previsto che le spese tornassero al loro valore iniziale, ma i tifosi chiaramente non hanno preso bene la notizia, e come ha scritto per esempio Roberto Affronti in avvio di questa diretta: noi ci siamo stancati, vogliamo lo stadio nuovo, già ci stiamo organizzando per fare qualcosa, vedremo se ci saranno delle class action, vedremo se ci saranno
altre attività, è chiaro che senza un supporto da parte di diciamo enti piuttosto che associazioni è difficile fare qualcosa. Naturalmente noi vi terremo aggiornati per quello che è, per quelle che sono le notizie al nostro possesso. Vedremo anche se la presenza del presidente Dario Mirri qui in ritiro potrà anche farci arrivare delle notizie, delle novità in tal senso. Andrea Randazzo scrive: vogliono farsi schifare anche dal City Football Group. In realtà è un problema che non ha confini, soprattutto in Italia. Infatti sono poche le cosiddette isole felici che possono vantare uno stadio di proprietà o comunque gestito su base pluriennale dalle società di calcio. Scrive Giuseppe Amoroso: se il Barbera dovesse essere rifatto un giorno, dove potrebbe giocare il Palermo in campionato? Questa è una bella domanda, anche perché ricordiamo che noi veniamo relativamente proprio alla Serie B da due situazioni, da due casi chiaramente non paragonabili al Palermo, non ce ne vogliano i tifosi di Feralpisalo e Lecco, ma due società che non possono giocare sul proprio terreno di gioco perché non è omologato per la Serie B. È chiaro che un'azienda, un ente come il City Football Group non farà mai qualcosa per far sì che il Palermo giochi anche soltanto mezza partita lontano da casa. In questo senso vedremo quali saranno le novità in merito. Giuseppe Amoroso, che in precedenza aveva scritto: io penso che il Palermo sarà protagonista sia in campionato che in Coppa Italia, sono fiducioso. È chiaro, tornando al campo, che il Palermo punterà fortissimo sul campionato, e questo è l'obiettivo. Se dovesse profilarsi la possibilità di fare strada in Coppa Italia senza togliere energie e di conseguenza senza togliere punti al campionato, il Palermo senza dubbio proverà la strada della Coppa Italia, anche perché dietro l'angolo, dopo l'eventuale passaggio del turno contro il Cagliari, che non è affatto scontato, ricordiamo Cagliari squadra di Serie A, e dopo l'eventuale sfida del secondo turno in cui non si sa ancora quali saranno le squadre, si sa sicuramente che c'è l'Udinese, da capire anche quali saranno le avversarie, quale sarà l'avversaria dell'Udinese nel secondo turno, e poi, qualora venisse passato eventualmente questo turno, ci sarebbe il ritorno del Palermo a San Siro dopo tanti anni. Palermo che non gioca a San Siro dal 2017, tanto, troppo tempo per una squadra che ormai era abituata non solo a giocare a San Siro ma anche a vincerci. Tornando al mercato, Andrea Randazzo ci aveva chiesto Corrado favorito perché è un under. Corrado favorito perché sicuramente è un giocatore gradito alla società. Sicuramente l'arrivo di Di Chiara o di Rivas renderebbe necessario l'arrivo di un esterno d'attacco under. Da capire ovviamente la situazione di Corrado, che ricordo ancora una volta aveva giocato nel Palermo nella stagione 2020-2021, ovvero sia quella con la presenza di giocatori ad esempio come Lorenzo Lucca, l'inizio con Roberto Boscaglia in panchina. Ricordiamo che Nicolò Corrado, essendo nato nel 2000, è un giocatore che ha tutti i crismi per fare l'under, perché è un under 23 o comunque un giocatore nei 23 anni, a differenza ad esempio di Collocolo che era un 99, che giustamente nei giorni scorsi ci avete corretto in questo senso. Abbiamo trattato più o meno tutti quelli che sono gli argomenti di questo spazio dedicato a Sportisili Away, questo appuntamento della mattina. Ricordo ancora una volta, nel corso della giornata, in particolare poco prima dell'ora di pranzo, dopo le 13, la conferenza stampa di Ivan Marconi. Naturalmente troverete tutta la conferenza integrale sul nostro sito www.sportisili.it. Naturalmente l'invito è quello a seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, e sul nostro canale YouTube, dove tra l'altro potete trovare questo episodio, tra virgolette, di Sportisile Way, e anche tutti quelli che sono i contributi al campo, come ad esempio il capannello di ieri con Giuseppe Aurelio, il capannello di ieri con Dario Mirri, e poi altri appuntamenti che ci saranno sul campo. Non dimenticate l'appuntamento del 30 con Palermo Legnago, non dimenticate l'appuntamento domani pomeriggio a partire dalle 17:30 con Pillole di Sessa, a cura e condotto da Aldo Sessa, con il ritorno delle notizie più importanti sul calciomercato delle squadre siciliane di calcio. Grazie naturalmente a chi ci ha seguito, l'invito ovviamente è quello di continuare a seguirci per il ritiro del Palermo, ovviamente non solo, perché Sportisili vi porta nelle vostre case lo sport siciliano a 360 gradi. Grazie da Francesco Vammuca e dalla redazione di Sportisili, appuntamento a più tardi e naturalmente alla prossima.